quindi l'unico modo, sperimentato peraltro in altre città, è proprio quello di coinvolgere i cittadini in questa sicurezza partecipata, in questo controllo del vicinato. Devo dire che in questi mesi abbiamo intanto fatto una cosa a mio avviso importante, ma direi anche unica. Scusate se adesso un po' uso questa espressione, unica nel senso che il controllo del vicinato in centro storico coinvolge per la prima volta in Italia i commercianti. Altrove il controllo del vicinato è nato come coinvolgimento dei residenti. Ecco, a Treviso nel centro storico abbiamo coinvolto i commercianti, abbiamo diviso il centro in 3 aree e mettiamo i cartelli appunto a partire dal centro storico, proprio perché siamo già partiti da mesi con la collaborazione degli esercenti e dei commercianti. Altra cosa importante è che in questi mesi, e devo dire anche negli ultimi giorni, la conoscenza anche attraverso gli articoli di stampa che avete fatto ha portato parecchi cittadini a contattare il comando di polizia locale, ma anche me personalmente, cittadini che ci hanno dato la disponibilità a lavorare, a mettersi a disposizione per esercitare questo tipo di controllo, e questo ci dà soddisfazione e anche speranza, perché vuol dire che la cosa sta attecchendo, ma si capisce anche il valore della proposta. Detto questo, in questi mesi, come vi stavo dicendo prima, abbiamo lavorato e anche se non c'erano i cartelli, se non tutto era a regime appunto, la polizia locale ha potuto effettuare delle operazioni molto importanti, che poi le abbiamo riepilogato nel testo che Francesca mi ha dato, per cui sono intervenuti grazie proprio a delle segnalazioni che sono venute da residenti e da commercianti del centro storico, ma anche da residenti fuori città. E questo dice che la cosa è partita nei fatti e siamo contenti. Ora i cartelli ci sono, siamo a pieno regime e quindi andiamo avanti a implementare. Diciamo che questa è la scelta strategica politica in tema di sicurezza della nostra amministrazione, accanto certamente alle altre azioni che stiamo portando avanti, con le novità anche che abbiamo introdotto, ad esempio dell'unità cinofila, che sta conseguendo risultati molto significativi e che, devo dire, grazie proprio al controllo del vicinato, ha permesso di compiere appunto anche l'unità cinofila degli interventi decisivi